Con lo scoprimento della targa è stata ufficialmente intitolata al compianto Pietro Fabris la sezione Storia della città all'interno del Museo Civico di Bassano. Per aver contribuito con costante passione e competenza alla crescita culturale, sociale e umana della comunità bassanese che tanto amava. 16 novembre 2023. Non una data a caso, perché il 16 novembre è il giorno del compleanno di Pietro Fabris, Piero per gli amici, alla cui memoria tutta la città ha voluto rendere omaggio con questa specifica area dedicata a lui e a quello che ha significato. È veramente una grande gioia ed è bello condividerlo con mia mamma, le mie sorelle, mio fratello, i nipotini, mia cognata. Ecco, che sia stata una festa di famiglia, perché per il papà Bassano era una famiglia. Un uomo malato di bassanite, come ha ricordato la figlia Maria Elena, a cui è stato dedicato il bimestrale Illustre Bassanese, che ripercorre la storia di Bassano, quella di un'Italia intera. Lui che ha trasformato la città portandola a essere un punto di riferimento importante per tutto il Veneto. Quando lui l'ha presa in mano era un borgo agricolo praticamente, all'inizio della rivoluzione industriale degli anni 60, e lui l'ha accompagnata a diventare l'ottava città, la chiamavano l'ottava provincia del Veneto, no? Un uomo che aveva la dote di unire la comunità. Un uomo che ha fatto della solidarietà un suo motto di vita, ma soprattutto un uomo che ha saputo agire e dare con il buon senso. E da raccontare anche come uomo di grande fede. La fede è la causa di tutto ciò che Pietro Fabris è stato. Questo gli ha permesso di fare dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo qualcosa di esageratamente bello, notevole, incredibile e che resterà sicuramente nella memoria di questa città. Che cosa direbbe in questo momento Pietro Fabris? Grazie.